C'è voluta quasi un'intera giornata di lavoro per riportare in superficie la storica edicola delle Zattere, diventata il simbolo dell'Apocalisse di Venezia. Inghiottita dalle onde e adagiata sul fondo del canale della Giudecca, è stata prima individuata, poi recuperata dal nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco, accanto a Capitaneria di Porto e operatori comunali. Alle 8:30 il via alle operazioni. Sono 2 sommozzatori impegnati nella fase iniziale di imbragatura. Per consentirne il lavoro, l'area diventa off limits. Alle 10:30 il primo tentativo di tirarla fuori dall'acqua proprio di fronte alla chiesa dei Gesuati. Residenti, curiosi e lo stesso Walter Mutti, proprietario dell'edicola, sono trepidanti, ma qualcosa non va per il verso giusto. L'edicola viene così immersa nuovamente in acqua su di un fianco. L'obiettivo dei pompieri è quella di recuperarla senza provocare troppi danni. Ogni azione è calcolata e minuziosa. In ogni movimento c'è il rispetto per un'edicola diventata suo malgrado famosa. Parte una seconda fase di stabilizzazione, arriva anche un secondo vericello. All'una c'è una pausa tecnica per consentire agli operatori di riposarsi per qualche minuto. I sommozzatori entrano ancora in azione posizionando altri imbraghi. Alle 14:45 l'edicola viene estratta e non manca un applauso liberatorio. Tra gli stessi Vigili del Fuoco c'è soddisfazione, come conferma il comandante Alessandro Scarpa. Dopo gli eventi che ci sono stati è sicuramente anche per noi importante tirarla su intera e restituirla al proprietario. Proprietario che non ha mai perso di vista nemmeno per un secondo la sua edicola. È importante che la tirino su innanzitutto, poi valuteremo un po' con una perizia lo stato del manufatto, ecco. L'importante è che lo tirino su. Un momento di ripartenza non solo per Mutti, ma per l'intera città. Per tutta Venezia, che dobbiamo rialzarci, dobbiamo andare avanti.